Sulla pedonalizzazione del centro storico la città si divide, i cittadini e commercianti prendono posizione. Volano le tapparelle della scuola Mazzini, l'assessore Zonta assicura subito la messa in sicurezza. Velox nascosto sulla statale Valsugana, cittadini furibondi ma il comune non fa marcia indietro. Pioggia di segnalazioni sui lavori in Valsugana, automobilisti inviperiti e paesi assediati dal traffico. Battaglia politica sull'urbanistica a Bassano, il PD attacca la giunta Pavan sul tema San Lazzaro e Baxi. Ragazzini bassanesi picchiati fuori dalla discoteca Castelfranco, condannati buttafuori. Manca una settimana alla festa del Santo, ogni giorno appuntamenti su Rete Veneta. Condizioni igienico-sanitarie precarie, sequestrate nell'Alta 18 cani Chihuahua. Una serie di stanze ricavate in una stireria cinese, controlli della polizia locale nell'Alta Padovana. Buonasera a tutti voi telespettatori e benvenuti ad una nostra nuova edizione serale di Bassano TG. Avete sentito pedonalizzare il centro storico di Bassano del Grappa, rendendolo quindi accessibile solo ai pedoni. Potrebbe essere questa una prossima direzione del salotto buono cittadino. Pedonalizzare il centro storico, un tema questo di cui sentirete molto parlare in questi mesi, perché qui a Bassano del Grappa si sta discutendo se chiudere il centro città al passaggio delle auto e riservarlo solo ai pedoni. Un tema questo che sta anche dividendo l'opinione dei cittadini. Sentite. Per me l'ideale è tenere così, perché tenerlo pedonale vuol dire svuotare completamente la città. Qualcuno che non ha più 20 anni, che vuole farsi un giretto in centro, ha bisogno di un parcheggio. Giustissimo. Come mai? Perché io abito qua quasi in centro a Bassano e quando vengo in centro c'è sempre questo problema delle macchine perché girano da tutte le parti, quindi secondo me se si vuole più rivalutare il centro storico bisognerebbe almeno al centro storico togliere le macchine. Vietare completamente il passaggio delle vetture in centro, sì. È sicuramente un miglioramento, ma non credo che sia così importante in questo momento, neanche tanto per le attività commerciali probabilmente. Cioè, regolamentarlo, renderlo il minimo, diciamo, indispensabile. Da una parte c'è chi vorrebbe trasformare la città in una passerella per soli pedoni, dall'altra chi pensa a un centro storico funzionale e accessibile a tutti e c'è chi sta nel mezzo, quindi sì al transito delle auto ma con le massime limitazioni. E se le idee dei cittadini, seppur in contrasto, sono chiare, per i commercianti del centro storico la direzione ideale sembra meno netta. Sì, sono a favore intanto per il mantenimento proprio della piazza stessa, del centro, e anche per una questione di smog. Certo, non vorrei però che andasse a penalizzare magari chi vuole fermarsi in auto, chi passa in auto. Per me potrebbe essere anche fattibile, però bisogna dar la priorità ai parcheggi. Le persone non è che parcheggino a prescindere in centro. Se danno l'opportunità di parcheggiare, il centro continuerà ad essere vivo. Da un lato fa comodo avere il cliente che scende e entra in pochi secondi, fa tutto, dall'altro invece se il cliente è fuori è un po' scomodo perché non viene, non è comodo. La città e i cittadini si dividono. La pedonalizzazione sarà sicuramente un tema importante, soprattutto per le prossime elezioni comunali, e quindi per Bassano del Grappa si apriranno nuovi capitoli. E dopo le segnalazioni sulle tapparelle rotte della scuola Mazzini che rischiano di cadere sulla testa dei passanti, arriva la risposta del comune. Le tapparelle della Mazzini saranno messe in sicurezza immediatamente. A dirlo è l'assessore ai lavori pubblici di Bassano, Andrea Zonta, che raccoglie la segnalazione sullo stato di pericolosità delle veneziane metalliche dell'Istituto del Centro Storico e spiega cos'è accaduto nei giorni scorsi. C'è stato qualche problema dovuto al temporale del giorno 2 giugno, mi pare venerdì scorso, e temporale la sera che con i forti venti provenienti da sud hanno in qualche maniera messo in crisi la tenuta dei sistemi meccanici a tapparelle stesse. Un nostro telespettatore aveva trovato un pezzo di metallo a terra e aveva subito segnalato la pericolosità della situazione, dato che sono molte le tapparelle della Mazzini ammalorate che per un colpo di vento potrebbero cadere sulla testa dei passanti. Ecco quindi l'intervento comunale. In questi giorni il magazzino è stato impegnato assieme anche ad altri SIS ed ETRA
nella sistemazione delle strade, degli scoli d'acqua e di quant'altro è stato intasato dalla grandine, dalle fogliame e dai rami, e nel programma andare a sistemare anche queste tapparelle, soprattutto quelle che in qualche maniera possono creare un pericolo. Attenzione però, si tratterà solo di una sistemazione sommaria per evitare situazioni di pericolo. La Mazzini dovrà essere sottoposta a un progetto più importante e organico. Riteniamo che essendo quella struttura una struttura che va sistemata, pertanto ristrutturata di completo, faremo solo un'operazione di blocco delle tapparelle o comunque di lievito delle tapparelle, perché non creino danni alle persone che passano o a situazioni esterne. La segnalazione è andata a buon fine, ma resta sul piatto il futuro della Mazzini. E possiamo stare certi che il tema entrerà nel menù della campagna elettorale bassanese che porterà alle elezioni comunali del 2024. Attacco frontale all'amministrazione di Elena Pavan dal Partito Democratico Bassanese. Sul piatto l'urbanistica, San Lazzaro, Pengo e le scelte del comune. Noi contestiamo all'amministrazione una totale inerzia sui temi urbanistici. Assessore Zonta, sindaca Pavan, assessore Viero, sembra che l'urbanistica di Bassano non sia cosa vostra. Il PD attacca l'amministrazione di Elena Pavan su tutta la linea urbanistica. Si parte dall'urbanistica, ma il tema ovviamente è quello di Baxi e della reazione a catena che comprende l'ex IAR e la volontà di Pengo di spostarsi su San Lazzaro. L'ultimatum della multinazionale è scaduto a fine maggio e non sono arrivate risposte dal comune. E ora che si fa? Le aziende fanno delle richieste, però vogliono delle risposte. Sono in ballo dei posti di lavoro molto importanti. Voi sembra che non vi occupiate di questa città, vi occupate di altro evidentemente, e questo è un problema assolutamente grave. Sono molti i soggetti civici e politici che ribadiscono la necessità di mettere sui piatti della bilancia le esigenze di sviluppo e quelle di tutela ambientale. Lavoro e terra, per dirla facile. Noi sappiamo che dobbiamo ottemperare sia i bisogni delle aziende, ma dobbiamo salvaguardare le aree verdi. Esistono numerosi esempi di amministrazioni locali in Italia che riescono a fare questo tipo di operazioni senza consumare il suolo verde, che sappiamo essere importantissimo. Sullo stesso piatto restano i percorsi tecnici e anche i rapporti all'interno della maggioranza di Elena Pavan. È palese che c'è un presidente del consiglio comunale, Facchin, che è di San Lazzaro, eletto con i voti di tanti cittadini di San Lazzaro, che sicuramente fa fatica ad accettare una decisione di questo tipo, perché non era nel programma elettorale. Però le questioni vanno affrontate anche se non sono nei programmi elettorali. La lettura della faccenda è quindi anche politica, ed ecco cosa chiede la politica all'amministrazione Pavan. Dovete confrontarvi con i quartieri, dovete confrontarvi con i sindacati, dovete confrontarvi con le associazioni di categoria. Fatelo immediatamente, perché avete ancora un anno di amministrazione davanti, poi speriamo basta. E non si ferma la polemica sui velox posizionata a Romano de Zelino lungo la statale Valsugana. Alla redazione di Rete Veneta è arrivata l'ennesima segnalazione da parte di voi telespettatori. Buonasera. Dopo il servizio trasmesso sull'attività dei vigili urbani di Romano de Zelino nel tratto di strada statale Valsugana, vi allego foto pervenute da altro utente della strada che ha immortalato il personale in divisa. È una lunga mail con allegata foto, quella che riceviamo da un telespettatore, che mostra sulla statale 47 in direzione Padova, nel territorio comunale di Romano de Zelino, l'auto dei vigili semi nascosta dal guardrail e l'autovelox posizionato e cerchiato di rosso. Solo l'ultima di una serie di segnalazioni arrivate dai nostri telespettatori, che ci ricordano come una foto simile pubblicata sui social sia diventata praticamente virale. È un'accusa diretta quella rivolta all'amministrazione di Romano de Zelino. Questa è solo cassa, non prevenzione, e in effetti i conti per il comune dalle multe tornano. Se nel 2021 le multe elevate erano state 1.052, nel 2022 sono state 8.200, per un aumento dei ricavi di circa 400.000 euro, come ha spiegato il sindaco Simone Bontorin in un'intervista rilasciata alla nostra emittente. Non cassa, necessità di fare prevenzione, aveva ribadito e ribadisce il primo cittadino di Romano de Zelino, che in una nota precisa come, proprio per questioni di sicurezza, da 13 i punti individuati nel territorio per il posizionamento dei velox saliranno a 14, in attesa della risposta da ANAS per l'installazione di un sistema fisso di controllo
controllo della velocità e di altra cartellonistica di avvertimento. La sicurezza degli automobilisti in transito passa dal rispetto dei limiti di velocità, ricorda l'amministrazione di Romano De Zelino, che ha potuto constatare come alcuni veicoli, anziché ai 90 all'ora consentiti, viaggino in alcuni tratti a 160 km/h. Nessuna retromarcia su queste azioni, precisa il sindaco Bontorin, che in settimana ha in programma un incontro con le associazioni dei consumatori del territorio. Rimaniamo sempre in statale Valsugana con la continua pioggia di segnalazioni per i cantieri stradali. Non c'è pace sulla Valsugana, trasformata in un calvario di cantieri da qualche giorno ormai. Colonne di auto e camion sono diventate una cartolina della Val Brenta, eppure dall'altra parte della valle non se la passano tanto bene, fra deviazioni e volumi di traffico insostenibili. Il risultato è scontato e quasi banale: automobilisti furibondi, trasportatori arrabbiati, paesi assediati e sindaci sommersi di segnalazioni. Eppure noi siamo letteralmente sommersi di segnalazioni che arrivano da abitanti e forzati della statale 47. Eccone alcune. I lavori sono fermi da almeno 2 settimane e mezzo, passo di là 4 volte al giorno praticamente tutti i giorni, scrive un telespettatore che ci invia una foto di una ruspa ferma sullo stesso punto, ribadisce, da molto tempo senza nessun essere umano in giro. Tra l'altro, per un pezzo di statale di 10 metri, dice ancora il nostro arrabbiato telespettatore, sarebbe bastato un semaforo per alternare il traffico. Tutto questo è assurdo e vergognoso. Lo scheletro di un tirannosauro dentro a un museo di storia naturale corre molto più veloce. Questa mattina stessa solfa con la segnalazione della strada provinciale a Campolongo intasata già alle 8:30 e con il caos pomeridiano ormai puntuale. Mi chiedo, scrive una telespettatrice, se possa essere possibile bloccare la strada statale 47 per un mese per effettuare una manutenzione a un piccolo ponte. Non voglio immaginare se fosse più grande. Addirittura stavano costruendo le gabbie in ferro a mano. Tutto questo porta via molto tempo. Io sono del settore edile, vi assicuro che per questi lavori basterebbe delegare la costruzione di queste gabbie che potrebbe sveltire il cantiere. E un altro telespettatore scrive sui disagi domenicali: la politica non fa nulla, i vigili sono arrivati alle 6, una cosa vergognosa, non ci si muove da casa, hanno bloccato tutto. Insomma, non se ne vede la fine, con l'estate che avanza la situazione rischia di diventare ancora più complicata. Un'intera cucina abbandonata a Ponte San Lorenzo sul Grappa, arriva subito la segnalazione. L'estate è alle porte e torna ancora una volta la piaga del pattume e dei rifiuti abbandonati sul massiccio del Grappa. L'ennesima segnalazione arriva da un nostro telespettatore che durante una passeggiata nella zona di Ponte San Lorenzo si è trovato davanti a questo sfacelo. Nelle immagini si possono vedere parecchi mobili fatti a pezzi al limitare del bosco che fanno pensare a una ristrutturazione o alla pulizia di una vecchia casa. Il materiale è a pezzi e vedendone le condizioni sembrerebbe essere stato lasciato in quella zona solo pochi giorni fa. Il nostro telespettatore, indignato per questo ennesimo sfregio nei confronti del massiccio del Grappa, ha deciso di inviarci questa documentazione che gireremo subito a chi di dovere per tutte le verifiche del caso. Anche perché queste situazioni si ripetono puntualmente ogni anno con abbandoni di rifiuti, pattume, mobili vecchi e purtroppo tanto altro ancora. E vi ricordo il cartello con i nostri numeri per segnalarci altre situazioni di pattume e sporcizia, quindi via WhatsApp e via email. Un vero e proprio pestaggio ai danni di 4 giovani bassanesi presi a calci e pugni da alcuni buttafuori. I fatti sono accaduti a Castelfranco. Aggrediti e picchiati fuori da un locale. Questa mattina la sentenza emessa dal giudice Gianluigi Zulian: 9 mesi per Fabio Gambarotto, 46enne di Padova, 6 mesi per Michele Galdiolo, 43enne di Villafranca, assoluzione invece per un 46enne di Selvazzano. L'accusa, a vario titolo per tutti, era lesioni personali aggravate e minacce. I fatti risalgono al 2016 presso il G-Club a Castelfranco Veneto. Tutto sarebbe nato da alcuni pesanti apprezzamenti da parte di un cliente del locale verso le ragazze che facevano parte del gruppo dei 4 bassanesi aggrediti. I giovani volevano rientrare per chiarire con il cliente, ma sono stati affrontati dai buttafuori che li hanno presi a calci e pugni. Non solo, ma una delle vittime è stata trascinata per 20 metri nel piazzale del parcheggio ed avrebbe riportato la frattura del setto nasale. Anche 2 ragazze erano ricorse alle cure dei sanitari. Ai ragazzi vicentini difesi
tesi dell'avvocato Massimo Benozzati, è stato riconosciuto in via provvisionale un risarcimento complessivo di 5.000 euro con la liquidazione dei danni che avverrà in un distinto procedimento civile. E nel mese di giugno, con la tredicina di Sant'Antonio ad avvicinare la festa, la Caritas Antoniana sostiene 2 progetti di aiuto ai poveri, uno in Italia e uno in India. Il mese di giugno per la comunità di Sant'Antonio significa anche scegliere dei progetti di solidarietà e sostenerli. La Caritas Sant'Antonio infatti opera in tutto il mondo e giugno è il mese ideale. Con la tredicina, le 13 invocazioni che avvicinano alla festa, ci si prepara al meglio seguendo l'esempio del santo che aiutava i bisognosi. Quest'anno i progetti sono 2, il primo in Italia. Sono realtà organizzate che magari sono a sostegno delle alcune categorie di persone, come possono essere gli anziani piuttosto che i minori, i migranti, i poveri, quella vicinanza quotidiana che i nostri frati hanno nei confronti delle famiglie che vivono nelle parrocchie. Il secondo progetto si sviluppa in India, nel nord-est. Consiste nella realizzazione di una scuola. Questo villaggio che è ricco di vita legata ai bambini e ai ragazzi, non hanno una scuola attualmente vera e propria in costruzione, ma hanno una scuola di bambù. Per sostenere questi progetti si possono seguire le indicazioni del sito caritasantoniana.org e mentre continuano in Basilica gli appuntamenti del Giugno Antoniano, come sempre Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, continuerà a portare nelle vostre case la devozione verso Sant'Antonio. Fino al 12 giugno molteplici gli appuntamenti nel pomeriggio. Si parte alle 16:55 con le riflessioni quotidiane di Padre Mario Conte, alle 17 il Santo Rosario, alle 17:30 la preghiera della tredicina che culminerà alle 18 con la Santa Messa. E a Colceresa un grande successo di pubblico, l'edizione 2023 di Ciliegia in Festa. Il sindaco Costa dice è la migliore ambasciatrice del nostro territorio. Un 10 lode intanto sicuramente ai nostri produttori, perché le cassette che erano in mostra erano veramente bellissime e sono state molto apprezzate dalle persone che sono venute a Colceresa domenica. E un 10 lode soprattutto anche ai volontari, tanti volontari che nei mesi precedenti in quelle giornate hanno dato anima e corpo per preparare tutto. Ha vinto il tempo, incerto, ha vinto anche la stagione con le produzioni in ritardo di qualche settimana, l'edizione 2023 di Ciliegia in Festa a Colceresa. Il prodotto degustato si è rivelato di ottima qualità, pronto per deliziare i palati con i frutti che proprio in questi giorni entrano nel pieno della maturazione. Adesso arrivano a maturazione le prelibatezze migliori, i duroni, dove appunto tipicamente invece maturavano i primi giorni di giugno durante le feste di Colceresa. Rossa, tonda e deliziosa, la ciliegia è ambasciatrice del territorio e della Pedemontana. E sempre in collaborazione anche con gli altri comuni del territorio, promuovere la ciliegia vuol dire promuovere il territorio, promuovere l'economia del territorio. Ed ora altre notizie dal territorio. Nei 3 comuni che comprende l'Istituto Comprensivo Bombieri di Valbrenta si terrà giovedì 8 giugno la manifestazione Pittura sull'asfalto. Con i gessi colorati bambini e ragazzi festeggeranno la fine della scuola confrontandosi con i temi dell'ambiente e della sostenibilità. Giovedì 8 giugno alle 20 nel Teatro da Ponte andrà in scena lo spettacolo di fine anno dei Liceo Brocchi, un evento che si articolerà tra teatro, cinema, danza e musica, curato dalla professoressa Chiara Zizzola. A Cassola la Proloco, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato del territorio, organizza per sabato 10 giugno una cena solidale dal titolo simbolico Un piatto per l'Emilia-Romagna. Le donazioni raccolte andranno alle popolazioni colpite dall'alluvione. Condizioni igienico-sanitarie precarie. A San Pietro in Gu eseguito un sequestro di 18 cani chihuahua. Sono stati accolti al rifugio San Francesco di Presina.
Il sequestro è stato eseguito questa mattina in un'abitazione di San Pietro Ingù. Sono 18 i cani chihuahua, maschi e femmine, i più piccoli 10 mesi di età, costretti a vivere in condizioni igieniche precarie in stanze sovraffollate, mai fatti uscire di casa dalle due proprietarie. Nell'abitazione, su mandato del Tribunale di Padova, sono entrati i carabinieri con le guardie zoofile dell'OIPA, l'Organizzazione Internazionale per la Protezione degli Animali. Dopo la visita del veterinario presente a tutte le operazioni, i cani, che sono in ottime condizioni, sono stati accolti dal canile San Francesco di Presina di Piazzola sul Brenta, che li ospiterà. Di loro adesso si occuperanno i volontari del rifugio diretto da Giovanni Tonelotto, che ricorda che in questo momento i chihuahua non possono essere adottati, ma solo tra qualche tempo eventualmente essere affidati in modo temporaneo. Una serie di stanze ricavate in una stireria cinese, controlli della polizia locale dell'Alta Padovana. Controllo in zona industriale a Santa Giustina in Colle della polizia locale della Federazione del Campo San Pierese. All'interno di una stireria gli agenti hanno trovato una serie di alloggi costruiti abusivamente, creati con pannelli di cartongesso. Le stanze, così ricavate dalle dimensioni anguste, erano in condizioni igieniche precarie. All'interno di una di queste è stato scoperto, nascosto sotto le coperte, un cittadino cinese di 53 anni privo di documenti. Dai successivi controlli è emerso che lo straniero era anche sprovvisto del permesso di soggiorno e quindi clandestino. A carico della titolare della ditta è stata accertata una violazione del regolamento di polizia urbana di 500 euro per aver destinato all'uso abitativo locali non idonei, con l'obbligo di ripristinare l'originale destinazione degli stessi entro 48 ore. Accertamenti sono ancora in corso per verificare se il clandestino fosse anche impiegato nelle attività lavorative dell'azienda. In chiusura di telegiornale vi ricordo gli ospiti di Focus questa sera. Parliamo di Monica Coin, Barbara Guidolin, Vivian Moro, Rosa Poloni, Simonetta Rubinato, Francesca Zaccariotto. Diamo spazio ora alle previsioni del tempo di domani. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia, vi auguro una buona serata. Arrivederci.